La vicenda ha origine dall'operazione di polizia Vultur a Voltoio, che portava all'arresto, su impulso della direzione distrettuale antimafia nel luglio del 2017, di 5 persone. In particolare veniva riportato alla luce un quadro criminale fatto di estorsioni, intimidazioni, detenzione di armi. L'accusa per tutti è associazione mafiosa. Tra i protagonisti, denominati avvoltoi dalla squadra mobile perché ai loro occhi non sfuggiva nessun dettaglio, Rosario Meli, detto Upuparu. E proprio Meli avrebbe retto le fila delle elezioni comunali del 2013 del comune di Camastra. I pubblici ministeri contestano al Meli di aver minacciato, esercitando pressioni su uno dei candidati a sindaco affinché rinunziasse a candidarsi. Questo a vantaggio del candidato rivale. Proprio per questo il Consiglio dei Ministri ha deciso di procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale di Camastra. La delibera porta la firma del Ministro dell'Interno Marco Minniti per le riscontrate ingerenze da parte della criminalità organizzata. Camastra, stando alle indagini, è da tempo soggetta alle pressioni di Cosa Nostra e Stigia, con le due realtà mafiose che negli ultimi anni hanno alternato periodi di scontri ad altri di convivenza, con al centro il clan guidato da Rosario Meli. Il Consiglio Comunale di Camastra è l'ultimo in ordine di tempo ad altre amministrazioni in provincia di Agrigento sciolti per infiltrazione mafiosa dal 1991 al 2018. Tra questi Licata, Canigatì, Burgio, Campobello di Licata, Siculiana, Castro Filippo e Racalmuto. Va bene.